Passata la paura di prendere il Covid andando in ospedale o in ambulatorio, i veneti hanno ripreso a pagarsi visite ed esami pur di aggirare le liste d'attesa, ulteriormente allungate negli anni della pandemia. Parliamo dell'attività libero professionale intramenia, in una sigla ALPI, cioè quell'attività svolta dai medici dentro le mura ospedaliere, nelle strutture pubbliche o nei centri convenzionati, che nel 2021, in piena emergenza, contava ricavi per 109.885.000 euro. Nel 2022 la cifra è schizzata a 113 milioni di euro su un totale nazionale di 1,1 miliardi, una spesa pro capite di 22,6 euro per i cittadini del Veneto. Lo rivela un'indagine presentata in Parlamento da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, secondo la quale nella regione del Veneto svolge l'intramenia il 53% degli 8.400 camici bianchi ospedalieri e il 69% dei 600 colleghi universitari. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 28 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda le visite in sanità a pagamento. I veneti hanno speso nel 2022 113 milioni di euro per curarsi nella libera professione intramenia. Qui si parla soltanto di una particolare fetta della sanità a pagamento, cioè quella svolta da medici e professionisti che lavorano nel settore pubblico, che però possono anche fare, appunto sempre all'interno delle strutture pubbliche, una quota di libera professione. In questa nicchia di sanità privata all'interno delle strutture pubbliche le attese sono sotto i 10 giorni, quindi tempi d'attesa davvero ridotti, liste cortissime rispetto a quelle del pubblico naturalmente. Allora leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto di oggi in un articolo di Michela Nicolussimoro. Libera professione intramenia, abbiamo detto, per il 53% dei medici ospedalieri e per il 69% dei medici universitari, ovvero quelli delle aziende universitarie di Padova e di Verona. 22 euro secondo il rapporto sulla libera professione intramenia presentato da Agenas. Nel Veneto la spesa per curarsi a pagamento in libera professione intramenia sempre è di 22,6 euro pro capite all'anno. Va sempre specificato che qui si parla soltanto della libera professione intramenia, perché poi esiste anche naturalmente la sanità privata, quella fuori dalle strutture pubbliche, quella dove appunto i medici professionisti sono tutti liberi professionisti, operano nel settore privato al di fuori del pubblico. Qui ovviamente ci sono altri soldi, altre spese, ma appunto oggi ci occupiamo della libera professione intramenia. Le prestazioni più prenotate sono le visite cardiologiche, ginecologiche, ortopediche, oculistiche. Il primo esame, il più richiesto, è l'elettrocardiogramma, questo in Alpi, in libera professione intramuraria. 40% è la percentuale di introiti per le ULSS. Come funziona infatti dal punto di vista economico questa Alpi? Dal guadagno di ogni visita vanno detratti fra il 20 e il 40% destinato all'ULSS, un 5% va al fondo di perequazione e un altro 5% per il fondo di riduzione delle liste d'attesa. Il resto naturalmente finisce nelle tasche del professionista. E allora torniamo a leggere qualche passaggio dell'articolo di Michela Nicolussimoro, che è molto interessante e descrive questo appunto fenomeno della sanità a pagamento all'interno delle strutture pubbliche. Il Veneto è una delle poche realtà in cui le agende della libera professione sono gestite dai CUP, esattamente come gli appuntamenti relativi all'attività istituzionale cosiddetta, sarebbe la normale attività nel pubblico.
in libera professione vengono prenotate dalle 7.500 alle 10.400 prestazioni al mese. Il rapporto tra i volumi delle prestazioni specialistiche effettuate in Alpi e quelle assicurate dall'attività istituzionale varia dal 3% delle visite fisiatriche e oncologiche al 30% relativo a quella ginecologica. E poi ancora altri dati sugli esami strumentali e su altre prestazioni. Il commento dei sindacati, che dicono se gli specialisti non coprono turni in più per l'attività pubblica è perché sono stremati. Parla Giovanni Leone, segretario regionale della CIMO, sigla degli ospedalieri, e poi anche Luca Barutta, segretario di ANAO Assomed, che spiega appunto che l'Alpi è soggetta a detrazioni tali da non rendere conto, da non essere conveniente quanto si crede per il medico, e spiega appunto il tabellario, insomma il prezzo medio di una prestazione che è di 120 euro, da cui poi vanno scalate le percentuali di cui parlavamo prima a favore dell'ULSS, sostanzialmente del servizio pubblico. Nel frattempo ci sono 150.000 prestazioni specialistiche da smaltire, quelle cosiddette in galleggiamento, dopo aver recuperato l'83% delle 450.000 prestazioni accumulate durante la pandemia. La Regione ha sottoscritto lo scorso dicembre con i sindacati dei medici un accordo che prevede di aumentare da 80 a 100 euro lordi il compenso per gli ospedalieri disposti a coprire qualche turno extra nei reparti in sofferenza. Per il pronto soccorso il rialzo è già scattato. Eppure non ci sono molti specialisti che hanno accettato, almeno a giudicare dal frequente ricorso ai camici bianchi a gettone forniti dalle cooperative, che costano alle aziende sanitarie un totale di 30 milioni di euro l'anno. Ai medici del servizio pubblico conviene optare per la libera professione? Risponde Giovanni Leoni della CIMO. Io direi piuttosto che a causa della carenza di personale i medici al lavoro nel sistema sanitario nazionale sono così stremati tra attività istituzionali, urgenze, guardia notturna, festivi e straordinari che non hanno né il tempo né la forza nemmeno per l'intramenia, e comunque non tutti possono farla. La medicina d'urgenza, per esempio, ne è esclusa. Non si può generalizzare. Insomma, questo è il punto di vista dei sindacati, dei medici. Naturalmente il dato in ogni caso è quello di un Veneto appunto con 150.000 pazienti, cittadini in galleggiamento, quindi con delle prestazioni sanitarie in attesa, e appunto un panorama di visite a pagamento per un totale di 113 milioni di euro spesi dai veneti nel 2022, soldi spesi naturalmente per aggirare le liste d'attesa nel pubblico, o meglio per appunto ottenere una prestazione in tempi più rapidi privatamente. Questo per quanto riguarda la sanità a pagamento. Voltiamo pagina e ci occupiamo delle Olimpiadi. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi si parla delle Olimpiadi, appunto Milano Cortina 2026, l'annuncio di Zaia assieme a Salvini nella giornata di ieri. Oggi parte la demolizione della vecchia pista da bob, il villaggio olimpico sarà a campo. Per i lavori a campo i cantieri relativi alla variante stradale saranno spostati, riducendo quindi l'impatto sul territorio ed evitando l'ipotesi di eseguire espropri. Ieri appunto il vertice sui giochi del 2026, pronto in tempo utile l'80% delle infrastrutture, una dichiarazione insomma che chiaramente suscita subito qualche interrogativo, se è vero quindi che il 20% restante delle infrastrutture non sarà pronto in tempo utile. Zaia anche parla del pattinaggio. Dopo la disponibilità espressa da Torino, dice anche il Veneto proporrà un nome affinché le gare possano avere luogo nei confini regionali. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, gioco 2026, c'è l'ipotesi velodromo di Spresiano per le gare di pattinaggio. Ecco, quindi già uscito il nome.
per soffiare appunto il pattinaggio al Piemonte, Milano Cortina, cabina di regia a Venezia, Salvini, completeremo l'80% delle opere. Anche qui questa dichiarazione diciamo che in qualche modo implicitamente ammette già l'incompletezza, la previsione di non riuscire a completare appunto in tempo utile le opere necessarie. Saltato il Trentino, la pista di ghiaccio potrebbe essere realizzata nel Trevigiano, appunto qui si parla del velodromo per il pattinaggio, cioè o meglio della struttura in cui effettuare le gare per il pattinaggio. 30% è la percentuale di rincari ipotizzati dei costi delle opere olimpiche a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il punto sarà fatto il 22 marzo. A Campo appunto il villaggio olimpico mobile per 1200 atleti, al via oggi la demolizione dell'impianto di bob, ancora nell'articolo sul Gazzettino di Alda Vanzan. Ma sul Corriere del Veneto abbiamo una doppia paginata sempre sullo stesso tema, Milano Cortina 2026, abbiamo le dichiarazioni di Zaia, il villaggio olimpico sarà temporaneo a noleggio e senza consumo di suolo, è la soluzione migliore. Poi tantissimi dati sulle opere in cantiere, abbiamo il villaggio olimpico appunto 47 quasi 48 milioni di euro, la Medal Plaza 10 milioni di euro, lo Sliding Center Eugenio Monti 85 milioni di euro, è la pista da bob nuova che verrà costruita e per la quale in realtà nei giorni scorsi, nelle scorse settimane si leggevano cifre ancora più alte, superiori a 100 milioni di euro. Poi l'Olympic Stadium 6 milioni di euro, la pista Olimpia della Olimpica, immagino manchi una C, della Tofana 1.380.000 euro. E poi ancora la variante di Cortina, la mobilità intermodale piste Cortina, la riqualificazione immobili pubblici, piano stazioni ferroviarie per altri quasi 500 milioni di euro. La stazione di Longarone, la variante di Longarone, altri 400 milioni di euro. E poi opere di collegamento ferroviario della rete ferroviaria italiana e il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia. Zaia appunto insiste perché anche il pattinaggio resti in Veneto. Salvini di nuovo questa dichiarazione, l'80% delle opere sarà completato in tempo per l'evento, stiamo accelerando per farle tutte. Ieri a Venezia la cabina di regia con i ministri, il Veneto si propone per ospitare l'Oval, doppia cerimonia all'Arena di Verona. Intanto un altro comitato di protesta a Cortina, naturalmente il tema è quello prevalentemente della pista da bob, contestatissima dagli ambientalisti. E poi sul Corriere del Veneto c'è un'altra pagina dedicata a un'intervista a Savastano, il prefetto di Belluno, che dice: attenzione ai giochi di Milano Cortina 2026, ci sono speculatori in azione, i sindaci ci aiutino a frenare le infiltrazioni criminali, chiede agli amministratori di essere sentinelle della legalità e parla di manovre speculative. Le prime sono già iniziate a Cortina nel Bellunese, eppure con una certa aggressività. Per questo è necessaria la prevenzione, occorre prevenire. Da alcuni sindaci, ma non solo, sono pervenute le prime segnalazioni di situazioni sospette sulle quali l'ufficio antimafia sta svolgendo verifiche, quindi ci sono già le prime segnalazioni per quanto riguarda i giochi Milano Cortina 2026. Questo per quanto riguarda le Olimpiadi. Ora proseguiamo con alcune notizie ancora dalla rassegna stampa di oggi. Le primarie del Partito Democratico, il Gazzettino, da Camani a Zan, ecco la rete veneta pro Schlein che ha favorito la rimonta. Preso in contropiede il gruppo dirigente del PD, quasi tutto schierato con Bonaccini, tra gli sconfitti il capogruppo in regione Possamai, la deputata Scarpa e Variati. Questo appunto per quanto riguarda le primarie del Partito Democratico. Oggi naturalmente tutti i quotidiani commentano ancora il risultato delle primarie. In Veneto il 63,5% degli elettori del centrosinistra vota Elly Schlein, il 36,5% Bonaccini. C'è l'intervista al segretario regionale Andrea Martella che parla di una scelta di cambiamento, ma ora è la segretaria di tutti.
Vediamo il Corriere del Veneto rapidamente: l'operaio, l'ingegnere, l'analista, la vittoria dei ragazzi di Elly Schlein, trentenni attivi sui territori e decisi, ora basta paracadutati e opposizione dura a Meloni. C'è poi l'analisi del voto: il PD si risveglia a sinistra con Schlein più consensi, è un commento, ma perdiamo i moderati, l'altra faccia della medaglia. Appelli a lavorare insieme per l'unità del partito, 2 articoli di Martina Zambon sul Corriere del Veneto. Infine i quotidiani del gruppo Gedi, per chiudere questa rapida carrellata sulle primarie del Partito Democratico: il nuovo PD, la novità Elly Schlein travolge il Veneto con il 63,7% dei voti, taglio con il passato, ribaltato il risultato dei circoli, la deputata ha vinto ovunque. Zan dice: è stata brava a intercettare chi non credeva più nel partito. L'articolo è di Laura Berlinghieri e pubblicano anche i quotidiani del gruppo Gedi la lista dei delegati eletti in assemblea nazionale. Infine la Nuova Venezia dà il quadro su appunto il veneziano, dove si sono toccate le percentuali più alte di sostegno appunto alla nuova segretaria del Partito Democratico. In particolare nel comune di Venezia il record assoluto percentuale vola al 73%, Elly Schlein appunto a Venezia, a Portogruaro il 77%. E allora c'è l'intervista a Monica Sambo, segretaria cittadina del Partito Democratico di Venezia, naturalmente consigliera comunale e animatrice assieme ad altri del comitato pro Elly Schlein. Cosa dice Sambo? Noi, Partito del Lavoro e dei Diritti, sia il cambiamento per vincere a Venezia. La segretaria cittadina, sostenitrice di Elly Schlein: abbiamo intuito l'aria il giorno che è venuta in Laguna. Poi tra i sostenitori della neosegretaria Grigolato e gli ex di Articolo 1, appunto il mix di storici e nuovi democratici. Questo per quanto riguarda le primarie del Partito Democratico. Infine 2 notizie flash: la Lega andrà al congresso ma soltanto dopo le amministrative. Si parla del congresso regionale, quindi si attende la tornata delle amministrative, e poi anche la Lega celebrerà il suo congresso veneto. L'indicazione di Salvini per il rinnovo è questa, e a Venezia è giallo sull'intenzione di voto del neoeletto segretario Vallotto, il nuovo segretario di Venezia della Lega. Non si sa chi sostenga, non è la prima volta che succede questo nel congresso della Lega, che sta durando mesi e sta davvero facendo esplodere una serie di contraddizioni all'interno del partito più vecchio d'Italia. L'ultima notizia flash: scoperto un arsenale, siamo a Comelico Superiore in provincia di Belluno, e il Piave era diventato verde. C'è la foto del Piave verde. L'ipotesi è che un collezionista preoccupato dai controlli abbia sversato esplosivi nel fiume. A Belluno c'è stato un maxi sequestro in Comelico di una Santa Barbara della Grande Guerra. Nella casa di un recuperante erano stati trovati 2 fucili, 80 bombe a mano e proiettili di artiglieria. L'uomo aveva molti oggetti in pessimo stato di conservazione e quindi a rischio di deflagrazione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.